Rimangono in carica, regolarmente retribuiti, ma non hanno più nessuna delega. Sono gli assessori della Giunta Provinciale di Agrigento presieduta da Eugenio Dorsi. Il provvedimento, senza alcun preavviso, è del presidente della provincia, che motiva così la decisione di azzerare le deleghe agli assessori. C'è una situazione che incombe il momento della politica. È chiaro che dopo alcune dimissioni per via delle prossime candidature alle regionali, molte deleghe sono al Presidente, sono state assegnate al Presidente per via del fatto che il Presidente non ha delegato nessuno. E allora in una equa ridistribuzione di queste deleghe ho pensato di ritirarle e quindi disegnare un altro progetto. Gli assessori sono sempre gli stessi, così nessuno più mi accusa che ne entrano e ne escono quanto ne vogliono. Siamo ancora in 10. Abbiamo fatto risparmiare perché da 2010 che siamo in 10, quindi non c'è stato uno spreco di denaro, anche se era legittimo poter avere 12 assessori. Quindi in una ridistribuzione che faccia presente le dimissioni delle persone che se ne sono andate, noi abbiamo scelto in sordina, non so, forse lo avete saputo perché sono state protocollate, ma in ogni caso senza clamori stiamo cercando di ridistribuirle in maniera più equa e più peculiare alle aspettative della gente. E vi è la prima fuoriuscita dalla Giunta Dorsi. Si è dimesso l'assessore Mariano Ragusa. Il presidente provinciale ne ha preso atto e al momento non pensa di rimpiazzare Ragusa con un nuovo assessore. Restano quindi 10 componenti del governo provinciale. Lei ha ritirato il bilancio di previsione 2012 perché? Perché lì c'è l'assurdo della politica, se di politica possiamo parlare. Il Consiglio provinciale di fatto vota tutti gli emendamenti a un allegato propedeutico al bilancio, e cioè il piano triennale dei lavori pubblici. Vota tutti gli emendamenti e poi non vota l'atto finale. Cioè abbiamo perduto soltanto del tempo, sarebbe stato più semplice non votare né gli emendamenti né nulla, bocciare il piano triennale e io avrei ritirato, proprio perché è un allegato propedeutico al bilancio, avrei ritirato il bilancio, ma ce n'è un'altra occasione che ha permesso di riflettere su queste vicende. Dato che quando nacque la spending review si trattava di un decreto legge e quindi non convertito, noi pensavamo che ancora c'erano margini di discussione, dato che già il bilancio era presentato. Così non è stato e allora anche per un fatto tecnico lo abbiamo ritirato per calare questo altro e ulteriore taglio di 1.430.000 euro che nel frattempo è stato assorbito dalla vicenda importante messa in opera dal mio assessore Marchetta, assessore alla finanze, che è riuscito a reperire dei soldi dall'AIPA per esempio, circa 470.000 euro, che allevano di non poco anche questo ulteriore taglio del signor Monti. Ecco, un fatto tecnico. Poi è chiaro che ci si deve sguazzare, Dorsi non ha più la maggioranza, ma Dorsi non ha la maggioranza dal 2010. Questi che decantano queste vittorie di Pirro avrebbero potuto invece prendersi una bella soddisfazione mandandomi a casa con la mozione di sfiducia, ma ancora li aspetto che discutano e che si presentino compatti a votarmela e a mandarmi a casa.